La resa dei conti ormai è vicina perché di fronte alla scadenza dell'11 settembre per la presentazione dei documenti per i bambini di nidi e materne, le contrapposizioni tra i diversi punti di vista si fanno sempre più forti. Le stime su quanti saranno i piccoli non vaccinati che per volontà dei genitori da martedì rimarranno a casa, seppur provvisorie, parlano chiaro. E almeno un migliaio di persone, di bambini, non andranno fra asilo, materna e nido. Attualmente. Numeri che, avvicinandosi al 31 marzo, altra scadenza fissata nella legge 119, potrebbero aumentare esponenzialmente. Noi pensiamo di molto, di moltissimo anzi, penso diverse migliaia. Mesi durante i quali i genitori si organizzeranno per la gestione dei propri figli. Hanno il tempo di organizzarsi per trovare il sistema di tenere i bambini a casa, per dei gruppi semplicissimi di famiglie organizzate per tenere a casa i loro bimbi. Asili casalinghi, usiamo questo termine. Intanto gli irriducibili bussano ai municipi, sono soprattutto quelli della Pedemontana Trevigiana a registrare il maggior numero di richieste di intervento, genitori che auspicano venga rispettato il loro diritto di scegliere attraverso petizioni, 118 le firme finite sulla scrivania del sindaco di Montebelluna, 103 quelle a Castelfranco, anche ad Asolo, lettere e mail al primo cittadino che ha programmato una serie di incontri, ma ha anche scritto una lettera al governatore Zaia e ai dirigenti scolastici. Dicendo attenzione che corriamo il rischio che ci siano degli alunni che non possono più frequentare la scuola oppure che ci siano delle ghettizzazioni, cioè degli alunni che vengono emarginati. Ma le famiglie sono pronte ad andare oltre, avviando azioni legali. Ci stiamo già attivando per tutta una serie di tutele legali, tra cui sicuramente quando arriveranno le prime esclusioni andremo sicuramente ad alzare a cercare di arrivare alla Corte Costituzionale.